Questo manzano a sassette mancubinti a pustisi de 2 meses su treno nugoro macumele firmu pro chistione al desecurese storrao in servizio che in contentesa manna de studentes e traballadores. De macumele pro su primo viaggio de su 2017 su un mogioso una decina de passeggeri ma in sar firmadas inveniente su treno sprenao e a nugoro su un arribauso in baranta pruso mancu. Sa ferrovia è sempre scartamento ridotto, vatas a cabo de sottichentos e chi a dispetto de sos interventor fattos in Kentucky in Bantanno sono ermudata meda, casi chi sa città de Barbaricina barrata su primo capoluogo de provincia chi no è servio da esa ferrovia desistado. In questo 2 meses Sarst hai apposto un servizio de postales chi però non è sta gradio a sorbiazzadores sia ta pros antichidade de sormezzos in preaoso sia ta pros su tempus chi biccheriata pro arribare a nugoro chi ata caionao problemas. Sa linea ferroviaria Sarst la tancada a metà de su mese de Natale a pustischi su Ministero de sos trasportos aia sinzala o problema de securesa sa linea imponendo su secondo macchinista in cabina e sa presenza de sos casellantes in sos passaggios a livello. In custos 2 meses sempre Sarst ha fatto su concorso pro sos casellantes e novos intraus in servizio in sardie scoladas. In sintesi sa tancada desattratta nugoro macumele a caionao polemicas in consiglio regionale. Sos sindicos de sos comunes interessados de sa ferrovia ian apprettau sa giunta regionale a illustrire sas proceduras pro la ponere in sicurezza e tornare a avviare su servizio oie chi sa partenza de su primo convoglio è tornata sa normalitade. Ma si settu este de un adeguamento definitivo de sa ferrovia ponendela in sicurezza impreando materiale rotabile nuovo chi este vinarza è disponibile però che va che rissire questa ferrovia nugoro macumele dai sue de che 9 seculos. Crasa in su carcere nugoresu de Badu e Carros ana faceris interrogatorio de garanzia de Simone Marchi su giovanu de 20 anni de Gavoi chi sos agenti de si squadra mobile de Nugore de su commissariato de Gavoi hanno arrestato chi s'accusa di aver ferto che in 3 scorfor de pistolo un giovanu de Lorai Elia Muredda de 23 anni su vatte scapitao zapadusero in sinteri di una veste in maschera e non i veri a cantu pare tesor duor giovanu sana brigao proneche di una pizzina su giovanu Gavoesu chi de per rispondere de su reato de lesione graves e porto illegale de arma in loco pubblico e possesso di arma clandestina a tadè per isplicare a su zuzze e teba capitao in ogni veri e pruitte. Su pizzinnu vertu, che in 2 pistolettadas a su vemore a sa cosa no est in pericolo de vida. Sas indagines, moghias a pustir de su ricovero suo in si spidale de Nugora hanno fatto arrestare a Simone Marchi a cattare sa pistola in preada pro li sparare e sti stau su giovanu Mattesi a pustisi chi sos agente l'hanno firmao a cattao in domo sua a narre ruve la podiana cattare. Sos agentes de si squadra mobile hanno denunziato un altro giovane de Gavoi che si accusa di concorso in lesiones aggravadas. A postir de sa visita all'estra in Sardegna de Gentiloni, chi sappado a firmao su pattu pro sas periferias chi in su sindico de Casteddu, questo manzane sta arribà un altro rappresentante de su governo pro averguare si stato de attuazione de su pattu pro sa Sardegna. Sota scritto in istiu de Matteo Renzi, chi tanno viti presidente de su Cussizzu, chi in su presidente de sa regione Francesco Pigliaru in Tattari. Un pattu che ha posto 3 miliardi di euro pro interventos infrastrutturales. Su ministro de sa coesione territoriale Claudio De Vincenti, Duncasa, questo manzano sta arribao a Casteddu pro piccare parte in Villa Devoto a su comitato de indirizzo e de controllo pro la gestione de su pattu pro sa Sardegna. In prur De Vincenti ha addobbiao a su sindico de Casteddu Massimo Zedda in prefettura prova a vedere de su pattu pro Casteddu firmao su decreto de Sant'Andrea de su 2016. In aeroporto su ministro ha addobbiao una delegazione de sa RSU de Seurallumina de Portovesme, sa azienda che sti settando su permesso pro tornare a avviare sa produzione estesa a caione di una contiera istituzionale entre Regione e Ministero des Orbenes Culturales pro sas autorizzazioni in materia ambientale. Grazie a sa rete di Alessio Curcio, a sa cabu de su primo tempo, su Nugor ha vinto in su campo de su Muravera. Son nugoresos hanno vinto a 11 partite de stagione, come hanno 41 punti in classifica, a so scaler domenica a Chivenitis, hanno nangere cussos assegnados a tavolino contra su Voligno, in squadra avocata de su campionato pro problema societarios. Su Nugor ha tornare in campo in Martu, in Tattari, contra su Latte Dolce. Tornando a sa vinchida che in su Muravera, su Nugor ha mancato una paia di occasioni prima de zinzare sa rete. Fra
Masca ha fatto pezzi una paia di interventos, ma os attaccanti desi squadra rivale non sono mai stati un pericolo. Su Nugoro, dunque, si catirmenticausa partia lezza meta che in Savezzano e stanimosa, dunque, pro sas partias invenientese de mancana de che a saccabu desi stagione regolare, dunque, su Nugoro barrata in corsa prososi spareggioso. Sa desecchi edizione del trofeo cross no Ragio Golio vateris in sapinetta proprio di Ogolio con tipizzata dell'agenzia Foresta stata confermata la bellezza di questa gara organizzata dai su circolo amatori che cada anno biete prusu de battoskentos atleta da tutta la Sardegna prontos a correre in un percorso istentoso ma ispantoso prosar bellezza naturale suasa. Erisi dunque hanno assegnato os titulos provinciales individuali de categoria. Prosos homines Nicola Paddeu de su circolo amatori ha vinto su titolo individuale assoluto e cussu desa categoria juniores. Secondo questa ribau Tiziano Melia desatletica Budduso, terzo un atero juniores Claudio Cosmin Periccica desatletica San Teodoro, quarto un companzo suo de squadra Loris Piras, quinto Vladimir Ladu desu circolo amatori. Desar feminas in bezze su titolo provinciale standau a Patrizia Mereu desatletica de Logo, seconda sa companza de squadra Maria dos Santos, terza Daniela Casandra desu circolo amatori, si chiede desar due scompanza Antonella Cao quarta e Letizia Ceccarelli quinta. Sa commissione consigliare tra ballos pubblicos o desu comune de Nugoro deve andare a sostello desa gioventù de vravica in su monte pro averguare sa condizioni suasa. All'upedire su cussizeri comunale de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu che intervenite in sa questione di un'istruttura vata 30 anni orfacchete e mai aperta. Saiu ammenta che si ingarrigo de progettazione la nadau in su 1999 su vravicu che la nacabà in su 2004 dettando noata mai aperto. La nadau in gestione du arbortas a manoata mai funzionau. Un altro esempio de gasto di dinari pubblici segherau de tropeiar burocratica de ritardoso che non si comprende ne de vardinar misteriosas. Saiu mentovata per isas questioni che pertoccano a progettazione quotas che hanno minimau su numero de esos ospites e dai chimbanta binti chimbe. Si considerammo su chi opere scostata belli €1 milione cada postuletto è scostau 40.000 euro. S'ultima volta che hanno cercato di dare in gestione sti sta in su 2014 a pur di 8.000 euro a sanno provintano sammenta Saiu è stata deppe spaccare che l'intervento si struttura e compora de arredos e attrezzaduras su 20 chimbe devre vario 2 bindi chi sor gestore di struttura da ischire chi sostello no escullega a sa rete idrica a pustir de 2 annos totu ergalugai Saiu pedita sa amministrazione su pruite di questa situazione e sa scondizione sa oie di struttura chi a pustir de 27 annos ergalu tancada est una vergonza chi su sindicusoddu concluiti Saiu fa vedete de palestra desa felicidade de albergo Sparghinà in su monte cando sostello ergalugai. Moghette dai Nugoros a campagna referendaria desa CGL Sardegna chi pertocca sa tutela desu traballu. Custu manzano in sa sala conferenzias desa Camera de Commercius a CGL de Nugoro ha fatto un convegno pro faveddare desar dimandas a desu referendum supra s'abolizione desor voucher e sos appaltos. A sos traballos presedioso dai su segretario generale territoriale Salvatore Pinna e coordinaoso da Sandro Vronteddu hanno partecipato Michele Carru, segretario confederale regionale e Tania Sacchetti desa segreteria confederale nazionale. Sa sparagula sa chiana a companzare sa campagna referendaria a Sunu libera il lavoro con 2 sì, tutta un'altra Italia. In provincia hanno azzaivato su comitao per votare eia che in tutto so segretario de categoria desa CGL e desa segreteria confederale. Sa CGL proponete de abolire sor voucher, bo causa pizzo de su governo pro regolarizzare questo straballeddoso chi su pru desarbortas aveniana pa causa in Nigheddu. Bonoso chi secondo sa CGL non sono instausi in preauschi in proffettu, caso straballadores e costrintos azzettano in preos pa causa al ribasso senza dirittos e che una contribuzione previdenziale minima. In Sardia Scolada su sindacao ha dato sordato su presandamento de sor voucher in Sardegna in su 2006 che danno vendio 4 milioni e 231.000 euro che un aumento de su 8% rispetto a su 2015. Sa seconda dimanda de su referendum peditis abrogazione de sa norma chi minima na sa responsabilità de solidale de sos appaltos. S'obiettivo est
interesse di difendere sul diritto de sos traballadores in sos appaltos e subappaltos che sono parte del processo de esternalizzazione, assicurandoli tutela desoccupazione quando muda s'appalto, contrastando las praticas de concorrenza sleale vattar da impresas a chi non rispettano as regolas. Mancaris a pallacanestro Nugo rapattaio cao coddu pro coddu che in su primo in classifica su basket Cora l'Alghero non resisì a balanzare 2 puntos. In sa partita valida pro sue battosturnor desa seconda fase de su campionato regionale de Serie D, sos Sirbones hanno perdiu che in su punteggio de 71-61 chi son saligheresos. Grazie a custa vinchi da su Salighera barra primo in su girone A, mentre sos Sirbones si deppen accontentare des'ultimo posto in classifica. Tornando a sa partita su primo quarto sta cabau in pareggio che 9 puntos per omine. In suo secondo quarto sos catalanos hanno vinto de che 9-8 e dunque sos ospiter fino in vantaggio di 11 puntos. Difficile da recuperare pro sos nugoresos chi però non si suniscun nortaoso e hanno cercato de ponner fatto a sos saligheresos e difatti sos Sirbones hanno vinto su terzo quarto che in su punteggio de 6 a 14. In su ultimo quarto sos saligheresos sun resissiosi a apoderare sa partita a mantenere su vantaggio tancando de che 9-8 e dunque sa partita è sta acabata 71-61 pro su Salighera. Sos carabinieri del comando provinciale de Casteddu, in sintesi di un'operazione antidroga e riportaidi, hanno scoperto belle 800 kg de hashish cubaus in intro de 2 pilastros de cimento de cussos impreauso pro contrappeso in Sargru in un capannone della zona industriale di su quadrifoglio a curso des ex inchisinadore de Casteddu. Sos carabinieri scordinauso dai su colonnello Ivan Giorno in intro desi struttura hanno accattato custorduoso pilone de cimento bodioso in intro bivini contenitore de metallu fattos apposta pro che colare sos controllos a sorraggioso o bevicubadas a droga partia in panicheddoso. Secondo sos carabineris, su valore de sa droga in su mercao viti de prur de 3 milioni de euro. Sos militares hanno arrestado a Ivano Silla, 40 batorannos de Moncalieri, mere de un'impresa edile de Torino. Fini de una paia di stentandesi struttura, ma pezzieris hanno fatto uso operazione. In intro de su capannone, Fibodiu, bivini i pezzi custorduoso o pilastros e un mezzo pro lor mogere. Sos militares sono resissiosi a cattare sa droga secande su zimentu caviti cubade in 2 intercapedines, sasatter 2 in bezzer fin bodias. Quando la nave irmao, Silla, annau chi su materiale li serviata a provare che straballos in Sardigna, ma sos carabinieri hanno averguao che vi arribao pezzi da una paia diese. Commosas indagines hanno assicire pro scoperrere de prusu supra custu traffico de droga. Sa Guardia de Finanzia de su Comando Provinciale de Tattari e de su Gruppo de Olbia, coordinauso da sa Procura de Tempio, che in s'operazione Teseo can isperdi un commercio de capor di abbigliamento vatos a manera illicita e vrassoso. Erisi sos finanzieris hanno fatto una scantas perquisizione e cassande 36 attividades commerciales illicitas de su settore abbigliamento in su territorio de Tattari, Casteddu, Roma, Napoli, Padova e Prato. A s'operazione hanno piccao parte educatori militares chi in sas aziendas cana sequestrao prur de 36 capor de abbigliamento chi in indittor frassoso e merze chi marca avrassa. S'indagine scominciata in Sant'Andria, che in uno scanto sequestro in Gaddura, e ha permittido de denunziare chi imbantabatto spessones de nazionalità zinese, accusadas ad esureatto de frode in commercio. A s'operazione ha collaborato sul laboratorio Buzzi Lab de Prato, che ha analizzato sa roba pro averguare si vi frassa. A pustis ideai scompudao bene sospinzoso, si non sono pericoloso, solo sana a dare a enter de caridade prosar familiar bisonzosas.
Su movimento politico la base ha rinnovato sos organos direttivos. S'assemblea ha eletto a coordinatore cittadino Massimo Zara, affiancato in su direttivo da Francesca Viori, Maria Francesca D'Antoni e Marilena Roic, e dai suscussizeris comunales Giovanna Zedde, Eleonora Angeleddu, Michele Siotto e dai su vice sindico Sebastian Cocco. Zara ha sottolineato chi che traballare si chi desandala de chi vivi prima de issu, facendo a manera che la base sia sadommo de totus os cittadinos, ove si poda partecipare a sa politica che in cussenzia, che in sa punna de dare impelli da una relata nova entre cittadinos e istituziones. Cocco, su coordinatore chiesiti, a nauchi che sa ponnera bandas ordinario, si deppe punnare a si sviluppi a sa creschida collettiva, a obiettivo ormannos e chircare dello scrompire, prodare a nugoro su pressiu chi li dechete. A suo dibattito, a tapicau parte Giovanna Zedde, che ha faveddau desar difficoltà del finanziaria ardessente e desa valorizzazione dell'economia del suo territorio. Eleonora Angeleddu ha mentovau su diritto a s'informazione, a sa partecipazione dei cittadinos, a sos processos decisionales che pertoccano sul territorio. Michele Siotto invece ha faveddau desamparo desa tradizione locale, desa valorizzazione desa azienda che ammusu e desa nascita di un sistema locale di offerta turistica. Piero Marteddu, coordinatore provinciale, ha tancoso straballoso, sottolineando che sono concordes che in sazione del governo mandata dennantisi da esamministrazione soddu. Daniela Parisi è stesa prima femina fac su prefetto di Nugoro. A piccau servizio de dies emerge entrata in sa spinnica desa realtà de desa provincia di Nugoro, ove sos problemas sociales e economicos s'annanche na cussos chi pertoccano sa criminalidade, che in sa rapinas a sos portavalores e sos attentaus a sos amministradores. Senza si chimenticare des emergenze migrantes. Custu manzano su prefetto Parisi, che in su vice Vincenzo D'Angelo, a tadoviau si stampa prova a vedere desas prioridades e desas cosas de vaccher in sintesi di su mandau suo. Pro su prefetto come su problema pros urgente scussu chi pertoccata s'accoglienza dei migrantes. Grazie a un accordo che in Sanci batta essere una forma nova de accoglienza in servidas per minores puru che hanno a presentare sa candidaturi solo cu forma su progetto SPAR. Sos migrantes hanno essere spartios in gruppo de paccas persones pro permettere sa gestione e favorire integrazioni solo. Sa sanità de Nugoresa custu manzano ser firmata, pro pedire a sa politica regionale a su direttore generale des'azienda pro sa tutela de sa salute Vulvio Moirano de traballare pro garantire a sus presidios ospedalieros e a sus servizios sanitarios in su territorio su personale necessario. In s'intrada des ospedali di Nugoro sono d'accordo categoria CGL, CISL Will, Nursind e RSU des ASL hanno organizzato una manifestazione a Sacalana piccao parte infermieris e OS. Vivini periso segretarios territoriales e regionale de sos sindacaos che han promoviuso a protesta. Sa manifestazione arribata a pustir de due schidas da sa conferenza stampa ove han pediu rispostas a s'assessore a sa sanità de Arru e a su direttore generale del SATS. Erdeme das meses chi sos sindacaos inzalana sa mancanza de personale in tottus os repartos de sos ospedales nugoresos e in cussu desorgono. Mancano infermierisi e dottores e OS. Sos sindacaos han pediu a sa giunta a SATS de sbloccare sas assunziones impreando sas graduatorias de sos concursos già evattos. Sos rossomori criticano a bocca e manna sa finanziaria regionale 2017 e su conti pizzu de Sudinare. In sintesi di una conferenza stampa, su presidente del partito Gesuino Muledda e su consigliere regionale Emilio Usula hanno abbozzato che appello usas politica desa giunta a Pigliaru. S'impugnazione desistadu desa finanziaria regionale 2016 accagliona una paralisi a naso presidente Muledda. Su questi zuoie non è in grado di narrare scandata a cominciare la discussione desa manovra 2017 che prima tocca ad intervenire pro tornare a posto la contabilità di 2016, considerata illegittima dalla Corte Costituzionale. Proso Rosso Mori non spezia una questione tecnica, su governo ha impugnato la finanziaria 2016 e ha postisi esatto sanatoria adottato da su cussizzu proposto da esa giunta, a Tasichiu Muledda. Se mustorraus in parlare de un anno ebbe su pericolo che esistente de prospuru.
criticar forte speri a sa gestione des avvertenze entradas. Sa regione ha deciso a Sasola di rinunziare a sul ricorso contra Stadu e sa conseguenze al desaccordo firmato dai aggiunti in su 2014 sono claras, battapio una differenza de belle 3 miliardi di euro, conclui Timuledda. Su questi zeri usula invece sa favedau desa capia desa manovra finanziaria 2017 approvata da esa Commissione Bilancio in Sardia Scoladas, estesa ai 3 finanziaria desa legislatura a usula e che a sasatteras e schenzanima. Manca di su tutto su dinare pro sviluppo, traballo e guerra sa povertade. In sintesi di un'operazione antidroga, sos carabinieri della compagnia de Isili, Mercury, si cana sequestrao che in bechilos e mezzo de cocaina pura che in su mercato desa droga valene più di 2 milioni di euro. Hanno arrestato batto spessone e accattato 2.700 euro in contante e una pistola iocattulu. Su capitano Paolo Bonetti, comandante della compagnia de Isili, e su colonnello Saverio Ceglie, comandante provinciale dei sos carabinieri, hanno ispricato operazioni in sintesi di una conferenza stampa. Sa droga che l'ATA ha sequestrato una pattuglia del suo nucleo radiomobile fa che non controlli stradale in si statale 198 in Sarto de Villanovattulo, in località de Stuppara. Sul militare hanno firmato 2 mezzo che vino arrivando pari a poca distanza, sono da esatteru. Computandes autista de su furgone Agostino Mulas, che in 21 anni de Casteddu, che in precedente pro droga, e il risultato che sa patente sua vi sospesa e sa vettura non aiata né assicurazione né revisione, e in intro de su mezzo bivito un usacco che in deche 8 panicheddor de cocaina. A questo punto sos controllos los hanno fatto spera sattera macchina. Paris a autista Gianfranco Boide che in 20 anni Casteddaio bivini 2 domenicanos, Pedro Luis Barreiro Toribio de 31 anni e Luis Hernandez Santos de 30. Lisana cattà una pistola iocattoli e un bello tanto de dinari in contante e mancari essere in stato disoccupato. Sas indagini scommana de per riscoperere a ove vinandande, ma il bello è sicuro che sa droga essere destinata su mercato de Casteddu. Su colonnello Ceglie, bantande su traballuvato da esa compagnia de Isili, ha sottolineato che l'operazione è il frutto de su controllo parmo a parmo de su territorio, che va che in affittiano sos carabinieri in sarbidas pur minorese. Una proposta de legge per tutelare l'azienda manna des armascheras etnoantropologicas tradizionale desa Sardigna, de custas a medas per tenen a sarbidar de Barbagia, des ormamutones e soccadores de mammuiada sosturpor de orotedde a sorboes e merduler de Ottana. Alla presentare in Cussizzu regionale Luigi Crisponi, che custo manzano l'ha presentata a sossindicor de sui nugori in sintesi di una conferenza stampa. Sappunne scussa della zamparare da chi la schere copiare probiva lanzare, mescamente a pusti il disinteresse de sos turistas a pro custo aspetto particolare della cultura sarda, sempre de prur di fatti se sin a campo maschera nova senza aere un fondamento scientifico e storico. So sequestro de cocaina vattoso in Sardia Scoladas da esos carabinieri di su comando provinciale di Nugor in Sarto de Villanovattulo in sa 131 cara Ottana confermano che in sa provincia di Nugor sa droga oramai est un commercio de profetto pro sa criminalidade. Desa marijuana coltivata e bende a chi al forza de sordine sequestrano a quintale il bell'affittiano a sa cocaina. Su sequestro de deche killer de cocaina purissima che in su mercato valiata diverso milioni di euro, s'arresto des est trafficantes fattoso de esos carabinieri della compagnia de Nugoro e Isili confermano che su controllo del suo territorio a manio della forza dell'ordine ha permesso di cassare e arrestare i trafficanti che operano in suo territorio di competenza. Sa guerra sa droga oramai stu un impinno sichiu e primario pro sos carabinieri de sa Guardia de Finanzia e non bicola a die chi non fa canarresto o denunzias pro possesso, produzione e vendita de droga, un fenomeno che oramai sul territorio de Nugor è sempre esploso sparghinao. Ma a dolumanno pare che l'opinione pubblica non dia cara a questo allarme sociale, che questo sequestro de droga sono pezzi una parte e minore pure de su traffico vero che si fa che in suo territorio, senza si dimenticare de chi è la consumiti questa droga, su bonu, giovane d'ordenudda. A estranziu su congresso regionale di su PD sardo a su 30 di aprile, sa matessi die des elezione de su segretario nazionale nuovo a postisi de sardi missioner de Matteo Renzi di a poter addasiare su rimpasto sa giunta regionale.
Francesco Pigliaru in custardies attintesus os partior desa coalizione per arrivare impressi a mudare esecutivo, come la pediu su centrosinistra, che stimende di arrivare a su 2019 che in una Sardegna in plena crisi economica, che in sa riformas a metade, caglione de critica prosas opposizione. Prima de tutto, Pigliaru de per nominare s'assessore a sos affari generales e cussu des agricoltura, pustir des dimissione de demuro de su PD e de valchi de sos Rossomori, capitau a postir de su referendum costituzionale. Pro como Pigliaru lo satta a issu, a interim custos dos assessoraos, ma sono settores de importumannu che non pode gestire su presidente desa regione che azeion un montone traballo de mandare ad innantisi. Atteros assessoraos puru però su una filuppende su Centro Democratico in custor mese esatta criticaos azione desa giunta e tocca debire si a tabarrare in coalizione e sis assessori su turismo Francesco Morandi a tabarrare in giunta. Problema al fin pros assessori a sa cultura Claudia Virino isfiduciata dai 3 scussi zerisi de su gruppo suo desel in cussizzu. Sos atteros assessores invece Diana de per esse sconfirmaoso. Isettande in Consiglio regionale a discussione desa finanziaria 2017, a postir dell'era approvata in Commissione Bilancio, in sa politica sarda si va verdata desa questione desa avvertenze entradas e disudinare che si stato de per lasciare in Sardegna. Carchi risultau servidu tornando a ponnere esosentese de area vasta sardos in su numero de cussos che hanno godire disudinare desi stato, ma de battallas in atto binda tatteras a moghende dai cussa chi pertoccata sos accantonamentos chi pezzi pro su 2017 sono 684 milioni di euro. In sa questione intervenini sul riformadores e chi pediano assessore su bilancio Raffaele Paci deve vedere in cussizzo desa situazione deso sconto desa regione prima di firmare patton nuovo in su governo. Biende tottu in dunu su pistichinzu de Paci prosos accantonamentos a posti schicchi in s'accordo di su 2014 chi lo sai a tazzettaoso che rimusi schiresi as entradas trasferire da esistado bastano a dare copertura finanziaria su bilancio 2017 e su sa sparagolar de doni. E sì chi pur un ande chi forse si su pericolo de aere somatessis problemas de su bilancio 2016. Su fatto che Paci Mattessi va vedete desa necessità di un patto nuovo che insistado mostra su fallimento de curso de 2 anni orfa che te concluiti de doni. Questa volta però sa Sardegna non potete accettare accordoso a ocro stancauso. Sa legge di riforma del turismo che sta esaminando la Commissione Attivitades Produttivas del Consiglio regionale belle pronta ma Confcommercio e Federalberghi Sardegna la bozzana bochemanna. Una norma che sta a sintesi dei battor di chi proposta de legge diversas e chi sordosa socio de categoria considerano a dannaresa pro su sistema turistico sardo e non ha tretto de mudare sa dinamica de su settore in Sardegna che a oggi è unico in crescita. Sos presidentes Alberto Bertolotti del Confcommercio e Paolo Manca de Federalberghi pedini de tornare a piccare in mano su testo. A Mussadu da chi a discutere e a essere propositivo in sa presidenza e se chimbe commissione se non erbassio a nuda, che non ha piccare in considero mancuna desas proposta nostra sannau manca. Ammo sempre schircao de mantenere su rispetto de sos ruolos e de dare cara a istituzione, ma vinza sa come sti sta o tempus perdiu e sa categoria nostra tamele dare in proposito. Meser de appello, de notas tecnicas, de audiziones e conferenzias di stampa nata Bertolotti e non è scapitao nuda. Sorduoso assozioso pedini a sa commissione de non presentare su testo in aula e si arribata in cussizzu de non l'approvare. Pro era una legge a go e mezzo nuda, concluini Confcommercio e Federalberghi.